Lui ha saputo essere positivo nella difficoltà, ma trovare quella nuova forza di rinascere ogni volta. Noi lo ringraziamo con il cuore perché veramente ci lascia un grande messaggio di speranza per tutte le persone che portano una disabilità. Grazie di cuore. L'ultima corsa di Alex Zanardi è partita proprio dalla chiesa dell'OIC, la fondazione dell'Immacolata Concezione a Lamandria a Padova, che negli ultimi 3 anni lo ha accolto fino al giorno della sua morte. Una struttura assistenziale che in realtà frequentava da oltre 10 anni per aiutare i più giovani nella riabilitazione attraverso lo sport grazie al suo progetto Obiettivo 3. A chiunque si nomini Alex Zanardi subito gli occhi diventano lucidi e il magone travolge anche i concittadini di Noventa Padovana, città nella quale il campione e la sua famiglia avevano scelto di vivere da oltre 20 anni e dove nel giorno del suo addio si è deciso di proclamare lutto cittadino, con le bandiere a mezz'asta, osservando anche un minuto di silenzio in concomitanza dell'inizio del funerale nella Basilica di Santa Giustina. È stato un esempio per tutti, no? Una roba, veramente un coraggio che penso che non esista al mondo, una roba del genere. Personaggio unico, Fa venire i brividi alla schiena. Sta emozionando. Sì, perché fa pensare un attimino. Anche perché lo conoscevo. Mi dispiace tantissimo, ci ha insegnato come vivere. Penso che non abbia fatto solo qualcosa di buono, ha lasciato un segno che si ricorderà negli anni e qua in paese penso che ha lasciato molto di più di un segno. Molto di più di un semplice uomo, molto di più di un esempio da seguire. Le parole non sono abbastanza per descrivere Alex Zanardi e allora scendono le lacrime, pensando a tutto quello che potrebbe essere stato ancora. Rimangono però anche gli aneddoti che ora fanno sorridere, come il primo incontro tra Alex e il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Fu a un banchetto della Lega, noi eravamo oggetto di un centro di accoglienza straordinario e quindi stavo raccogliendo le firme per impedire che ci fosse un'accoglienza diffusa di queste richiedenti asilo. E lui mi viene vicino e lei sa che io la penso in maniera completamente diversa da lei, ci mancherebbe altro. E da là è iniziato un confronto che dopo è diventato di stima reciproca, una persona straordinaria, molto molto umana, ci ha lasciato un bellissimo ricordo a Noventa.